Katiuscia Musu, coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia. Oggi è un incontro in vista delle amministrative di primavera. Quali gli obiettivi della vostra formazione politica? Allora, gli obiettivi sono quelli di ovviamente presentarci con una lista molto forte, con delle nuove proposte. Il nostro è un tentativo, speriamo vincente, di cambiamento, perché comunque Nuoro si merita un cambiamento radicale. Ormai lo spopolamento e l'impoverimento della città è visibile agli occhi di tutti, quindi vogliamo sicuramente rilanciare l'economia nuorese con le risorse purtroppo risicate che ci troveremo a disposizione visti i disastri anche recenti. La sfida è sicuramente impegnativa, noi ci crediamo parecchio, partecipiamo con tutta la coalizione del centrodestra forti e compatti, sicuramente uniti e leali. Sarà un test importantissimo questo delle comunali di Nuoro, essendo anche l'unico capoluogo di provincia che vede questa tornata del 2020 nelle elezioni del proprio comune. Si cerca come idea di smantellare la giunta uscente, poi nella provincia si sta cercando di fare un ottimo lavoro, cercando di aprire quanti più circoli per dar voce a tutto il territorio del Nuorese. È il capoluogo dove dobbiamo cambiare classe dirigente. Le tante promesse che hanno fatto tanto il centro-sinistra che quanto i 5 Stelle dimostrano che non hanno progetti concreti. Ieri qui c'era il sottosegretario ai trasporti che per il problema della motorizzazione sono 2 anni al governo, non hanno mai risolto questo problema, bastava una mobilità di personale. Noi abbiamo presentato da luglio scorso un'interrogazione che non ha mai avuto risposta perché non hanno mai avuto a cuore questo problema.